Proseguono senza sosta i lavori per la rimozione delle macerie della vecchia cattedrale di Montevago, distrutta dal sisma del 1968. È venuto alla luce l'altare maggiore della chiesa madre. Nei giorni scorsi è stata ritrovata integra anche la lapide del fratello del cardinale Gravina. Nuovi e tanti elementi architettonici e ricordi continuano a raffiorare, regalando grandi emozioni all'intera comunità montevaghese. Lo ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, che sentiamo ai nostri microfoni. Vanno avanti i lavori, vanno avanti con il portar via i detriti ed emerge la bellezza di questo monumento. Oggi è stato rinvenuto uno degli altari laterali della chiesa madre di Montevago ed è veramente una cosa molto emozionante perché è quasi integro, insomma, ecco, quindi l'idea che quello che sta avvenendo fuori ancora dopo 53 anni continua a mantenere la sua interezza, la sua bellezza nella globalità dell'oggetto, in questo caso l'altare, dall'altro lato il sarcofago con la lapide che denota chi vi era sepolto, fa capire che proprio c'è ancora molto da valorizzare. E voglio subito dire che questa prima somma, non potrà mai andare a coprire le spese per mettere in sicurezza anche questi oggetti che si vanno mano a mano rinvenendo. Ho sentito la sovrintendenza che vuole coprirli proprio per proteggerli e io, mentre loro pensano tecnicamente a come fare, politicamente mi impegnerò con il presidente di questa regione, con l'onorevole Musumeci, che ha già destinato una somma cospicua alla Valle del Belice perché possa dare alla mia comunità a Montevago un'ulteriore somma. Sono sicura, conoscendo la sensibilità del Presidente e quanto lui tenga al recupero della nostra memoria e della nostra storia, sicuramente troverà consenso questa richiesta. Quello che va venendo fuori, quello che viene mano a mano messo in evidenza, noi dobbiamo assolutamente avere oggi l'obbligo di curarlo, di metterlo, di coprirlo, di far sì che possa essere valorizzato, visto, raccontato. È una grande emozione, ogni piccolo passo che fa questo escavatore viene fuori un pezzo di memoria. Questa è la più grande emozione che sta dando e sta regalando questa chiesa madre ai montevaghesi, a tutti noi, a tutti coloro che qui hanno ricordi, ma anche a chi ricordi non ne ha e vede oggi questa bellezza dopo tanto tempo.